Buongiorno. Innanzitutto tenevo a precisare che la depressione è una malattia come tutte le altre, dunque come qualsiasi malattia si può curare. È una malattia che può colpire ognuno di noi, qualsiasi sesso sociale, qualsiasi età. Le età più colpite di solito sono i momenti di passaggio, il passaggio dall'adolescenza all'età adulta o eventualmente il pensionamento. Un'altra delle situazioni che coinvolge spesso la depressione, causa di depressione, sono i cambiamenti sia in maniera negativa della vita ma anche i cambiamenti positivi. Dunque, anche gli avanzamenti di lavoro possono essere motivo di depressione. Circa il 12% della popolazione in Italia è colpita da depressione, circa 7 milioni e mezzo di persone. La donna è colpita 2 volte maggiormente rispetto all'uomo. Probabilmente il carico familiare e il carico lavorativo sono le cause di questa incidenza maggiore. Uno dei problemi gravi della depressione è che pochi hanno il coraggio in qualche maniera di parlarne e di chiedere un aiuto. Solo una persona su 3 si cura e spesso e volentieri la persona che chiede un aiuto ha circa 2 anni di depressione sulle spalle prima di chiedere un aiuto. La depressione si cura sia dal punto di vista farmacologico sia dal punto di vista psicoterapico. Si stima che nel 2030 la depressione sarà la prima causa di malattia al mondo e supererà le malattie cardiovascolari. Nel nostro centro di salute mentale di Cittadella vengono seguiti annualmente circa 2500 pazienti. 3 pazienti su 10 sono affetti da depressione. Il paziente in qualche maniera può accedere direttamente all'ambulatorio senza richiesta del medico di base o attraverso la richiesta del medico di base. La depressione dunque si può curare e i nostri ambulatori sono disponibili tutti i giorni per qualsiasi tipo di richiesta e eventualmente per un consiglio. Ora lascio la parola alla nostra caposala, la dottoressa Barbara Meneghello, che vi spiegherà le modalità di accesso ai nostri ambulatori. Il centro di salute mentale di Cittadella è ubicato al centro Pontarollo, in via Pilastroni, al 3° piano dell'ala nord. L'orario è dalle 7:30 alle 19:30, da lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle 8 alle 12. L'utente può accedere o attraverso un invio del proprio medico curante oppure anche spontaneamente. All'interno della struttura ci sono delle figure professionali, degli infermieri che sono adeguatamente preparati per accogliere l'utente con le sue difficoltà. L'utente, quando giunge al servizio, trova un infermiere che valuta la richiesta e a seconda della necessità verrà dato un appuntamento ambulatoriale a breve, generalmente non supera i 15 giorni, o se necessario l'utente verrà visitato in urgenza. Il messaggio che vogliamo dare è che dobbiamo lottare contro lo stigma della paura della salute mentale e di depressione si può guarire.